Anche oggi siamo qua col mitico Gigi. Wow. Stupendo. Io abito laggiù. Da qua si può vedere casa mia. Inizio ad avere le gambe infuocate, ma Gigi non si dà per vinto, vuole sfidare la tempesta. Questa è l'ultima tirata prima di Valle Fritz. Tra poco abbiamo il passo. Che vista stupenda. Yeah! Ce l'abbiamo fatta! Siamo giunti allo scollinamento a 1552 e ora scendiamo. Credo che opteremo per il Giro delle Malghe. Wow! Gigi scatenato! Bellissima la dorsale. Guarda, con la neve è anche bello, più bello. Di qua allora, dai. Scendiamo. C'è anche il bar da stale di qua. C'è anche il bar da stale di qua. Qua c'è il 982. E il candaglio era su di là, quello che mi hai indicato. Quello che mi hai indicato cos'era? Quello indicato lì è quello che porta su alla cascata sanitaria. Poi 982, Casera Busa Bernardo. Oh. Incredibile. Col des Choses, Cultura Mesomonte. Wow. Andiamo giù. 982 là. Vedi? Lo vedi quello là? Ah sì. Andiamo? Occhio.
penna. Wow. Qua ci sono le capre. Qua hanno la ricotta da Dalfì. Siamo giunti a Caneva. A Caneva. Guardalo come la piega. Non ho più rimesso il Cristo. Guarda che bel bosco. Madonna quanto chiudeva quella. Wow, guarda le cave. Ah, eccoci qua. No, mi sa che è chiuso. Bello questo tornante. Dovrebbe essere uno anche lì. Beh, da Piancavallo a qua, siamo quasi a Polcenido, ci sono ben 12 gradi di differenza. Si stava meglio lassù. Qua si suda, ragazzi. Vediamo il Gigi se vuole il gelatin. Tutto un giro così abbiamo fatto. Eravamo lì prima.